Allora, chiedo a Laura Marzadori di fermarsi lì e chiamo Antonio Monzino. Eccoci. Così, grazie, grazie tantissimo, bellissima, ci ha portato così, qualcosa di molto nuovo rispetto a noi. Sedetevi. Antonio, io sono qua per... Allora, questo è l'esempio di quello che fa una fondazione di famiglia. Antonio Monzino è presidente della fondazione della sua famiglia ed è lui che ci ha portato oggi Laura Marzadori, che è appunto primo violino del Teatro La Scala. La musica che cos'è? Che domanda difficile. Lo so, qua facciamo sempre delle domande difficili. Vabbè, intanto volevo anticipare, sono felicissima di essere qui con Antonio Monzino e di poter collaborare con la sua fondazione, perché davvero l'aiuto che loro danno ai giovani musicisti, ma non solo, il diffondere la musica anche a chi la musica non la conosce, secondo me è una delle cose, delle opere più importanti, anche faticose oggi, insomma, che si possano fare oggi. Quindi io sono felicissima anche di far parte di un progetto di ambassador futuro e appunto felicissima di collaborare con loro. E, dunque, la mia passione per la musica è nata proprio in famiglia, quindi le due cose sono molto correlate, l'amore per la musica e l'amore di una famiglia. Oltretutto io ho iniziato con un metodo giapponese che si chiama Suzuki, ho iniziato all'età di 3 anni ed è proprio un metodo che intanto insegna la musica in età infantile e per cui il ruolo della famiglia è fondamentale, quindi sicuramente la musica è un linguaggio, veramente un linguaggio universale, quindi va molto lontano ma ha radici molto vicine, quindi nel mio caso appunto un amore che nasce proprio tra le mura di casa. Antonio, la musica è un collante sociale, è qualcosa che tiene anche lontani da pericoli. La musica viene definita come al sommo delle arti liberali, per cui c'era un personaggio forse un po' sconosciuto oggi che si chiamava Platone, che sosteneva che alla base delle educazioni del buon cittadino, cioè tutti, non chi poi avrà questo ruolo di arrivare insomma all'eccelso della capacità, delle abilità tecniche espressive e artistiche, ma proprio nella formazione della persona. La musica, infatti molte parole che vengono usate in musica come orchestrazione, armonia, fanno capire come se un bambino si avvicina alla musica all'età di 3 anni, ma addirittura ci sono studi scientifici che parlano dell'importanza di far ascoltare la musica al bimbo quando è ancora nel grembo materno. Qual è uno degli aspetti scientifici che io da venditore di strumenti musicali non conoscevo assolutamente, ma nel tempo mi sono avvicinato con sempre maggiore passione a questo tema. Gli scienziati mi dicono che attraverso la musica i nostri 2 emisferi parlano tra di loro, cioè le sinapsi dell'emisfero destro e sinistro, che ognuno dei 2 emisferi si prefigge di realizzare determinate aree, quella razionale e quella emozionale, si parlano tra di loro e sviluppano una maggiore velocità nel rapporto che esiste tra le sinapsi. E questo è un po' alla base forse del pensiero di Platone, ma anche Aristotele, un po' tutto il mondo degli antichi greci, ma poi nella storia dell'umanità abbiamo visto esempi da regnanti in moltissimi ambiti dove la musica serviva proprio per, in alcuni casi anche in modo negativo, perché la musica parla delle nostre emozioni. Una volta mi sono sentito in un concerto tenuto a Milano parlare delle doti della musica, dei benefici che la musica... Si dice, ma anche Hitler ascoltava la musica tutti i giorni. È probabilmente vero, cioè perché suscita delle emozioni dentro di noi e conoscerle vuol dire anche saperle gestire nella comunicazione non verbale, cioè quello che ha un grande senso nei rapporti umani, con l'empatia. E la musica imparata nella scuola, per esempio, può essere uno degli strumenti per prevenire il bullismo,
per prevenire l'abbandono scolastico. Purtroppo il nostro è un paese che ha una grandissima tradizione nella musica, grandissimi artisti, grandissimi teatri che vivono di un sostegno da parte dello Stato. Recentemente è apparso proprio un articolo in cui si chiedeva maggiore sostegno. Vedevo che Laura Marzadori annuiva quando Sì. Antonio Monzino parlava di come la musica parla al cuore, all'emozione, tutte, ecco, se Sì, possiamo anche proseguire. quando dicevi che appunto aiuterebbe a prevenire dei problemi Sì. sociali, secondo me è molto vero e importante, perché far conoscere la musica in età infantile, che non significa diventare musicisti, significa far sì che la musica faccia parte della tua vita e ti formi, secondo me aiuta molto anche il concetto di ascolto, cioè sviluppa la capacità del bambino, del ragazzo di ascoltare, ma non ascoltare in senso esteriore, no? Un sentire proprio interno, non solo nei confronti appunto dell'arte in sé, ma anche degli altri. Io per esempio, appunto, dicevo, ho iniziato piccolissima e ho iniziato da subito a suonare con gli altri, quindi ad ascoltare gli altri, e in qualche modo entri in contatto in una maniera più profonda, e questa capacità secondo me poi te la porti dietro un po' tutta la vita, quindi per questo forse previeni anche dei problemi che sono dati magari da una scarsa proprio capacità di sentire l'altro, di medesimarsi nell'altro e di appunto empatizzare, e l'arte, la musica in particolare, può veramente fornire secondo me un aiuto molto concreto, però deve essere fatto presto, perché quello che dico sempre io è che se tu avvicini un ragazzo di 15-16 anni alla musica classica, in questo caso, forse è già un pochino troppo tardi. Ovviamente si può fare ed è sempre ben accetto, però è un po' tardi perché questo preconcetto di cui siamo infarciti, per cui la musica classica è qualcosa non per tutti, è una musica per persone più grandi, è una musica noiosa, già un ragazzo a 15 anni se l'è sentito dire troppe volte. Un bambino a 1 anno non ha nella testa queste idee e quindi è molto aperto spontaneamente a divertirsi con qualsiasi tipo di musica. Io sentivo da piccola Beethoven e Vasco Rossi subito dopo, no? Per me era tutta musica che proprio che mi apriva il cuore e mi faceva divertire. Poi la classica è diventata la mia vita. Però ecco, secondo me è importante proprio far entrare nella vita dei bambini piccoli la musica in varie forme, appunto facendoli suonare, ma anche ascoltare tanto. Lei è cambiata quindi insieme alla musica? Io sono nata insieme alla musica, quindi mi ha un po' probabilmente mi ha formato, nel senso, non è che poi la musica ti renda immune da insicurezze, paure, anzi, più fai un percorso anche importante come quello che ho fatto io, è più anche giusto, no? Che mantenere dei dubbi, delle insicurezze, però sicuramente, voglio dire, sì, ha formato un po' il mio modo di pensare e anche di rapportarmi con gli altri. Non è facile fare carriera nella musica per una donna. Allora, dunque, oggi già siamo in netto miglioramento. Diciamo che io ricopro un ruolo che è il ruolo di primo violino di un'orchestra, che è quasi sempre stato ricoperto da figure maschili. Quindi io sono entrata in Scala 10 anni fa, in giovane età perché avevo 24 anni, e sicuramente non voglio dire che ho fatto più fatica, però vedere una ragazza giovane che ricopre un ruolo di leadership a certi direttori d'orchestra magari può sorprendere, a certi musicisti, e invece voglio dire, io con l'amore per l'arte, con la mia dedizione, sapevo che era un ruolo per me, quindi comunque poi alla fine è stato abbastanza naturale, non ho avuto problemi a ricoprirlo e ad avere la stima di colleghi e di musicisti, ecco. Antonio, non parliamo di musica in questo momento, ma di fondazioni di famiglie, cioè di fondazioni che sono state create da famiglie, perché una famiglia imprenditoriale decide di dedicare delle proprie risorse a una fondazione. Abbiamo visto da alcune ricerche che abbiamo pubblicato e stiamo pubblicando che le fondazioni di famiglia investono molto proprio in cultura, in educazione, in sanità, in tutte, diciamo, anche quasi una funzione sussidiaria rispetto allo Stato. Ecco, voi quando avete fatto la vostra fondazione? Nel nostro caso c'era
una famiglia con 5 figli nella mia generazione, alla 7ª generazione. Sì, perché la famiglia Monzino è una famiglia di quelle ultracentenarie, cioè nel senso di che ha... 1767, Ecco. una ricercatrice ha trovato quella data esattezza. Noi avevamo arrotondato a 1750, ma poi abbiamo scoperto che 1767 un Antonio Monzino in via della Dogana a Milano si mette a fare mandolini. Ma da allora mio padre mi ha mandato, ancora nel periodo scolastico, a passare delle estati presso dei fornitori della nostra azienda, in Inghilterra, in Francia, e da lì forse mi è nato un po' lo spirito di cercare di fare qualcosa anche a livello sociale, anche nel mondo del sindacato, per esempio, con dei colleghi nell'82 abbiamo fondato l'associazione di categoria del settore, che non esisteva. E poi nel sociale, perché quando ho scoperto e man mano che venivo ad avere informazioni dal mondo scientifico, dal mondo pedagogico, dalla scuola stessa, dove questo mi veniva raccontato come la musica, per esempio, favorisce lo sviluppo del pensiero critico. E questo, forse sto dicendo una malignità, è una delle ragioni anche perché nel nostro paese, che è conosciuto nel mondo per essere il paese della musica, la musica nella scuola è molto molto scarsa e rilevate. Pensate che oggi ci sono 1980 scuole medie a indirizzo musicale dove si fa musica su 57.000, cioè vuol dire milioni di ragazzi che non hanno questa opportunità di una loro formazione culturale, non per diventare musicisti come diceva prima Laura, ma per avere una vita diversa. Qualora poi uno faccia il giornalista, l'ingegnere, l'avvocato, il sindaco, il politico. In Italia purtroppo invece la musica negli ultimi anni è riconosciuta dalle istituzioni esclusivamente nello show business, cioè dove gira tanti soldi. La musica classica ha bisogno di sostegno, ma la musica leggera, il rock, tutto questo mondo, i mega concerti non hanno sicuramente bisogno di un sostegno e fortunatamente sono i nostri clienti. Però al di là di questo fa capire come io mi sono divertito a creare il circolo vizioso della musica. Il circolo virtuoso sarebbe insegnarlo a tutti nella scuola per poi arrivare a coprire la sanità. Oggi sappiamo che si cura l'Alzheimer, anzi si previene l'Alzheimer attraverso la musica, nella professione, poi nelle attività sociali di 1000 aspetti, nelle carceri. Una delle attività della fondazione è proprio andare nelle carceri, negli ospedali. Ogni tanto si incontra qualche presidente, dirigente dell'ospedale, l'ultima occasione qualche settimana fa, che alla fine dell'esecuzione di un gruppo di ragazzi di un'orchestra giovanile lombarda si è messo a capo di questi musicisti e ha fatto il giro delle stanze, lui parlando e magnificando l'impatto della musica. Laura Marzadori, una conclusione: come si deve studiare la musica? Non si deve studiare, si ascolta. Si deve anche studiare, perché noi abbiamo una responsabilità, perché l'arte è diciamo nutrimento per noi, ma allo stesso tempo c'è un rispetto nei confronti dei geni che noi eseguiamo, i grandi compositori, quindi deve essere sempre un equilibrio tra ciò che ci viene spontaneo, istintivo, ma anche molto sacrificio e dedizione proprio per conoscerla la musica.